7 Pezzuti con numero 8 Rico. Buona serata dal comunale Narciso Soldan di Conegliano, dove ci ritroviamo questa sera in una serata piuttosto freddina qui a Conegliano per commentarvi la gara tra Conegliano ed Albignasego, valevole come semifinale di ritorno per la Coppa Italia Eccellenza, quindi con il Conegliano che è reduce tra l'altro da un promettente e speranzoso 2-0 nel match di andata contro l'Albignasego, e quindi ci sarà sicuramente da vedere come l'Albignasego affronterà questa partita per cercare di capovolgerla o quantomeno di raggiungere il pari e poi vedere quello che succederà nell'andare avanti della gara. Per quanto concerne il Conegliano, può bastare un pareggio e può bastare anche una sconfitta, anche se nessuno vuol sentire questa parola chiaramente, con un gol di scarto, quindi diciamo che la situazione può essere valida e può essere importante per la formazione di Stefano Andretta, che si gioca questa sera un po' tutto, insomma, per quanto riguarda la semifinale, ma per quanto riguarda anche la finale di Coppa Italia, una finale che darà lustro e darà importanza, sì, ho già visto, grazie, e darà lustro ed importanza al Conegliano, che continua a giocare chiaramente e a guardare il campionato, ma continua a guardare anche e naturalmente in Coppa, perché qui si aprono scenari importanti per quanto riguarda appunto la finale poi da giocare. Allora, vediamo le formazioni nel frattempo per quanto riguarda la formazione ospite. L'Albignasego manda in campo questo 11: Bala, Shortino, Enrique, Paganin, Dilalla, Mbida, Pezzuti, Riccò, Cecconello, Torregrossa e Gardin. In panchina il signor Antonelli, per lui è un ritorno questo in quel di Albignasego, perché era andato sulla panchina del Calvi Noale e poi esonerato ed è ritornato a casa, diciamo così tra virgolette, riprendendo in mano la squadra dell'Albignasego, appunto. Quindi Antonelli in panchina, il tecnico che porta con sé Bortolami, Frizzarin, Zanforlin, Salvatore, Zatta, Elmisa, Maniero e Destro. Vediamo la formazione del Conegliano adesso. Questo 11 scelto da Stefano Andretta, a cominciare dal portiere Rallo, poi il numero 2 Faccioni, il numero 3 Magli, il numero 4 Perosin, il numero 5 Sommacal, il numero 6 Mosca, il numero 7 Faraon. Poi abbiamo con il numero 8 Dassier, con il numero 9 c'è Kais e con il 10 Doria. Con l'11 è Guanello, che è il giocatore che ha risolto la gara di domenica, insomma questo vede la porta in maniera speciale. In panchina con Stefano Andretta troviamo Zuan, Urbanetto, Paladin, Granziera, Messedaglia, Floris, Guizzo e Lungu. Arbitrerà l'incontro il signor Mattia Tinelli della sezione di Verona, coadiuvato dagli assistenti Saimir Kumara della sezione di Verona e Vladislav Panciuk della sezione di Venezia. È tutto pronto per iniziare qui al Narciso Soldan, e allora, come vi dicevo, partita importante, partita che può valere, non diciamo una stagione, però insomma può valere un tassello importante di questa stagione 2023-2024. Raggiungere la finale, insomma, non sarebbe per niente brutto, e raggiungere la finale poi vedremo con chi giocarla, perché alle 19:30, quindi più o meno alla stessa ora, si sta giocando e si giocherà in quel di Castello di Godego per la Godigese, che affronta il Villafranca Veronese. Qui reduce da un 4-1 piuttosto importante, piuttosto fiducioso il Villafranca, e quindi vedremo quello che riuscirà a combinare la Godigese. Quindi diciamo che Conegliano attende sì il risultato di Godigese. Parte intanto la gara
Godigese Villafranca Verona, però nel frattempo va a giocarsi questo match di ritorno contro la formazione dell'Albignasego. E allora manovra la prima palla il portiere Bala. Cristian Bala è un classe 98, portiere che conosciamo per la categoria. Il rilancio lungo ancora per spostare tutto il gioco sulla fascia destra del campo, provano ad attaccare subito con Shortino che va a pescare lungo la fascia per quanto riguarda la partita che stiamo seguendo. Allora adesso si è guadagnata in pratica una rimessa in gioco con le mani. Il Conegliano ha provato a pescare, attenzione perché c'è il portiere che combina un guaio grossissimo. Stava per approfittarsene il numero 9 Kais, non è riuscito a conquistare la palla, ma c'è stato subito un primo brivido per la formazione di casa, che ha rischiato veramente di punire immediatamente dopo 1 minuto e 11 secondi di gioco la formazione dell'Albignasego. Reo il portiere Bala di aver combinato un guaio, fortunatamente gli è andata bene, quindi nulla di fatto per la compagine del Conegliano, maglia giallo-blu solita, mentre in completo bianco con strisce rosse, mi pare, se riusciamo a vedere bene con l'oscurità del Narciso Soldan. E allora si gioca adesso con la palla che prende ancora piede e va avanti con una verticalizzazione bloccata da parte del numero 7 Pezzutti, che prova a far ripartire i suoi con qualche difficoltà. Abbiamo capito subito che c'è un po' di difficoltà da parte dell'Albignasego nel tentativo di uscire, di impostare chiaramente queste azioni, e quindi anche in questo caso la palla è terminata in fallo laterale, con pallone che adesso è preda del Conegliano. Nulla di fatto il cross, un rasoterra, poi ancora va a prendersi il pallone. Molto farraginosa la difesa dell'Albignasego in questo frangente di gara, in questo inizio di gara, 2 minuti e 24, con un paio di errori veramente che potevano costare caro alla formazione di Antonelli, che è un po' arrabbiato e davanti alla sua panchina in piedi sta camminando e sta guardando i suoi. Anche adesso qualche difficoltà con questa problematica di far andare via questo pallone dall'area di rigore. Ci riesce, sbaglia anche Perosin dalla parte opposta, e allora può manovrare la formazione dell'Albignasego in maglia bianca, che viene in avanti, fa girare ancora la palla sulla fascia sinistra del campo, avanza Enrique 1 contro 1, prova a puntare l'uomo, lo trova, e poi subito in mezzo per Pezzutti che va al tiro, un tiro a giro che però non trova il secondo palo. E allora Rallo lascia sfilare questa palla che termina sul fondo, e allora via ancora con la ripartenza da parte della formazione del Conegliano, che vuole trovare in mezzo all'area Buonello, anticipato dal suo diretto avversario. Nulla di fatto, ancora uno sbaglio con una difesa veramente farraginosa. Dicevo in precedenza, ha cominciato malissimo la difesa dell'Albignasego, vediamo se il Conegliano ne approfitterà. Ha cercato anche adesso un'impostazione sulla fascia, non riuscita, palla che termina fuori in fallo laterale, e allora ricomincia a giocare il Conegliano. I gialloblu spingono, lo hanno fatto fin dall'inizio, lo stanno facendo in questi minuti di gioco, 4 minuti quasi, con palla che cerca di essere messa dentro, non ci riesce questa volta, blocca tutto il giocatore vuol far tutto da solo, si becca oltre che un fallo, si becca anche il pallone, si arrabbiano un po' tutti, ma questa volta il fallo c'era, e quindi nulla di fatto, con ancora il gioco che viene impostato da Mbida, che va sulla fascia. Eccolo ancora Mbida, cerca di controllare, di far giocare, però vedete, come vi dicevo all'inizio, molta difficoltà nell'impostare l'azione, e subito il Conegliano ne approfitta a bloccare oltre la propria metà campo. Eccoli qui con Perosin che viene a spingere, Perosin che va ancora in zona orizzontale dalla parte opposta, destra a sinistra. È buono il movimento del Conegliano, è buona anche l'uscita questa volta di Cristian Bala, che fa su la palla in 2 tempi e poi la rinvia lunga oltre il centrocampo, va a riprendersi la palla, forse
c'era il fallo, l'arbitro non è di questo avviso, lascia andare. Io veramente non capisco più ormai queste decisioni degli arbitri, che qualsiasi fallo da tergo, strattonata di maglia o spinta, non vengono più fischiati. Siamo veramente un po' ad inventare questo sì, casomai lo cambiamo tra il primo e il secondo tempo. Benissimo, era una comunicazione di servizio per il tecnico con cui cambieremo poi il microfono, visto che abbiamo la possibilità di farlo. Allora, con il numero 2 intanto Faccioni per trovare Doria, con il numero 10 quest'oggi Doria, eccolo qui ancora. Vuole il movimento dei suoi, giustamente, non si muove nessuno. In effetti adesso avrebbe ragione anche ad arrabbiarsi, perché aveva chiesto il movimento, non c'è stato nessuno, ha cercato di pescare un uomo libero, poi c'è stato l'anticipo netto per quanto riguarda l'Albignasego e nulla di fatto, quindi palla che viene rinviata ancora, può andare a prendersela Buanello, il tentativo però non riesce, allora palla indietro, palla che va su Bala, Mbida. Problemino, adesso c'è il fallo di Sommacal che stende a terra il diretto avversario. L'arbitro questa volta non può esimersi dal fischiare e allora c'è la punizione. Cecconello è stato colui che ha subito il fallo sulla palla Daniele Torregrossa, e poi il numero 4 Riccardo Paganin. Se ne va più avanti Enrique, ma sarà o Torregrossa o Paganin a battere. In effetti eccoli qui che va ancora a spingere in avanti in orizzontale, viene bloccato e allora può ripartire la formazione di casa, trova un fallo, ci stava anche forse l'ammonizione in questo caso, però non pensa così. Faraon se ne va a terra, lascia lì l'uomo, tra l'altro una bella azione anche in questo caso, ma nulla di fatto, con Doria che prende palla, la dà di nuovo ancora per giocarla, gliela ritornano perché le azioni partono tutte da Doria, e allora in avanti con Faccioni che taglia il campo, va dalla parte opposta ancora con Perosin che esce, prende palla, guarda in avanti, forse c'era il fuorigioco, sì, in effetti c'era, si alza la bandierina puntuale dell'arbitro, anzi del guardialine, il signor Saimir Krumara della sezione di Verona. Si dispera Kais, secondo lui non c'era, ma a nostro modesto parere era al di là un po' di tutti, quindi giusta la decisione dell'arbitro e soprattutto del guardialine. Ma vedete ancora come il Conegliano riesca a veramente giocare, sta giocando sempre e solo per il momento nella metacampo dell'Albignasego, e quindi diciamo che ha iniziato veramente bene la formazione di Stefano Andretta. È chiaro che possiamo anche immaginare quello che avrà detto Andretta negli spogliatoi: non illudiamoci che sia finita, giochiamo questa partita, il 2-0 non vuol dire niente, insomma. Però mi pare che i ragazzi l'hanno presa nella maniera giusta. Ancora un bel colpo di testa sul giocatore numero 9, su Cecconello, che non ha visto palla fino adesso. Esce Rallo e allora Rallo va a servire subito il proprio compagno, lancio lungo, si spingono sia Mbida, adesso c'è il fallo, sì, Bonello ha spinto con le mani uno spintone che manda a terra Mbida, e quindi niente da fare, si riprenderà a giocare con la rimessa in gioco da parte del portiere Bala, che ancora sceglie Mbida, che dobbiamo dire non è che abbia brillato per il momento in impostazioni, con qualche difficoltà la palla gira ancora in linee orizzontali, poi lancia in avanti a verticalizzare, ma trova tutto e blocca tutto ancora il Conegliano, che viene in avanti con la palla, il tentativo di velocizzare, il tentativo di pescare ancora un uomo libero davanti. Faraon in questo caso non riesce, allora può ripartire l'Albignasego che deve trovare il bandolo della matassa. 9 minuti e 33 di gioco, sempre 0-0 qui il risultato al Narciso Soldan di Conegliano. Viene in avanti la formazione di Albignasego, buono l'anticipo di Sommacal sul numero 9 Cecconello, che vi ripeto non ha visto palla per il momento. In mezzo Ricco
Giocatore di esperienza, questa volta però il pallone è brutto, ma va a riprenderselo Enrique dalla parte opposta sulla fascia destra del campo. C'è tutto solo un giocatore che spingeva e aveva alzato anche le braccia, ma non l'ha visto nessuno, e così il Conegliano può ripartire da quella parte, da quella fascia. Vediamo, viene in avanti ancora la formazione di mister Stefano Andretta, che rallenta il gioco chiaramente con Perosin che prova ad impostare ancora su questa fascia di sinistra, palla che termina fuori. Può giocarla ancora il Conegliano, adesso dovrà venire tutto di qua, benissimo, fascia destra che prova a spingere con Facioni, ancora in mezzo per Perosin che allora torna indietro, non ci sono varchi, chiama palla Kais dalla parte opposta, scivola ma arriva lo stesso il pallone, Kais fa da sponda, è buona l'azione, attenzione Buonello carica e c'è il palo. Buonello carica il tiro a giro al 10° minuto di gioco, c'è Buonello che va a colpire il palo ed è una bellissima azione questa fatta e portata avanti dal Conegliano, quindi 11° minuto di gioco adesso con questo palo a concretizzare e a dire che il Conegliano c'è, perché fin dalle prime battute di gioco, anche adesso guardate come l'impostazione non riesce minimamente all'Albignasego. In avanti ancora la formazione di casa con Doria che si ferma, poi cerca un uomo libero, lo trova in Perosin che è dietro di lui, allora Perosin ancora più dietro per pescare Magli. In avanti, sempre fascia sinistra del campo, ancora in la manovra con questa palla che viene data bene sulla fascia, poi ci si ferma perché i difensori dell'Albignasego fermano tutto, bloccano tutto e allora provano a ripartire. Dico provano perché fino adesso ci sono riusciti veramente poche volte e male. Mbida viene su Di Lalla, Enrique, Di Lalla, Mbida, lenti, vedete che già il Conegliano è piazzato senza problemi in marcatura. Palla che adesso viene gettata via in malo modo da un giocatore del Conegliano, può riprenderlo Paganini in mezzo al campo, cerca un compagno libero Paganin ma non vede nessuno perché tutte le linee sono chiuse, bravi quelli del Conegliano, sia la linea difensiva sia quella di centrocampo, a chiudere ogni spazio e non permettere gli affondi dell'Albignasego che adesso ci prova lungo la fascia destra del campo, va giù fino in fondo, subisce il fallo, sì, l'arbitro fischia perché il guardialinea ha sventolato Vladislav Panciuk della sezione di Venezia, ha fatto capire all'arbitro che c'era stato il fallo, aveva fatto volare il giocatore dell'Albignasego, il giocatore del Conegliano. Stefano Andretta davanti alla sua panchina, tranquillo, si parte, vi dicevo, da un 2-0 che può essere rasserenante, però immaginiamo appunto che le istruzioni siano state quelle di non credere che la partita possa essere finita, quindi attenzione sempre, anche e soprattutto in questo groviglio di uomini che c'è in area di rigore del Conegliano, sono quasi tutti dentro, 3 sono rimasti fuori gli uomini dell'Albignasego, non c'è nemmeno un uomo del Conegliano pronto a ripartire effettivamente, 2 sono in barriera, gli altri sono a difendere, il colpo di testa, anzi il colpo di piede, a buttarlo fuori di Facioni mi pare non trova nessuno e adesso anche la ripartenza viene bloccata perché è troppo solo, però va ad impensierire ugualmente, sta di fatto che così, facendo così, viene a tenersi alta la linea e tra gli applausi adesso di Sommacal verso il guardialinee perché aveva visto un'infrazione, l'ha segnalata e quindi applausi per lui, ha segnalato che la palla era uscita e allora in avanti ancora la formazione del Conegliano, maglia gialla e calzoncini blu e allora viene a prendere naturalmente questo pallone con le mani, allora sì, con questo pallone così e il colpo di testa tentato, non riuscito, viene in avanti ancora con la palla che adesso viene giocata e manovrata dal numero 2 Facioni ancora, palla tra i piedi, viene a giocare Facioni per Doria un pallonetto, cercava
o Kais o Uanello, nessuno dei due ha dato respiro e dato credito a questa palla gettata lì davanti, e allora può riprendere con il gioco la formazione dell'Albignasico con Mbida che lascia per la fascia cercando di pescare qualcuno in mezzo, ci riescono questa volta, allora viene in avanti con Enrique che sulla fascia destra del campo prova a spingere, adesso viene a pescare questo pallone messo dentro, una deviazione forse anche involontaria di un giocatore dell'Albignasico sul cross di Enrique, ma una deviazione che poteva costare cara veramente al Conegliano, ma è stato bravo Rallo a deviarla con i piedi. Allora bene il tentativo, bello il tentativo al 15° minuto di gioco dell'Albignasico, che ha tentato, mi pare con questo giocatore, con il numero 10, ha tentato un colpo di tacco e poi ha cercato naturalmente di mettere palla nel sacco, ma è stato bravo il portiere Rallo del Conegliano a deviarla con i piedi, e quindi nessun problema per la compagine appunto di Conegliano e di Stefano Andretta, che adesso dà le ultime indicazioni ai suoi. Manovra Doria, lancia lungo verso Kais che cerca di girarsi, bello il colpo di tacco perché voleva servire il suo compagno, era il numero 7 Faraon, che però non ha capito ed è arrivato in ritardo. Palla che viene riconquistata adesso dalla formazione dell'Albignasico in avanti, palla che viene gettata ancora lì in avanti per Ceconello, ma Ceconello ottimamente contrastato dalla coppia centrale del Conegliano, non vede palla fin dall'inizio e quindi nulla di fatto, ancora Faccioni a manovrare, adesso sta per combinarla Faccioni perché la palla non arrivava più a Sommacalla, ha dovuto impegnarsi per gettarla lunga in avanti. Kais che la prende, la fa sua, prova a girarla dalla parte opposta, ma c'è il netto anticipo della difesa, questa volta dell'Albignasico, ben piazzato, che porta fuori palla, arriva quasi nella linea di centrocampo e allora in vantaggio ancora con questo pallone lanciato lungo la fascia destra del campo, anticipato e fallo laterale per la compagine. Hanno qualcosa da dire il tecnico Antonelli e il suo secondo in panchina, che si stanno scambiando qualche opinione per quanto riguarda la posizione probabilmente di qualcuno e il modo di come cercare di andare ad impensierire il Conegliano, che ha preso subito di petto questa partita andando in avanti tranquillamente fin dal primo minuto di gioco, e quindi bene così per la compagine di casa, che adesso dà anche scampoli di gioco interessanti con Perosin che taglia il campo in orizzontale destra-sinistra e poi in avanti ancora, viene in avanti ancora, è buona questa palla, attenzione il tiro e c'è un'altra traversa e Faraon al 17esimo, una girata molto bella, si è trovato da solo e c'è stata la traversa a dire di no alla formazione di casa. Allora un palo e una traversa per il Conegliano, ma un predominio piuttosto netto in questi 18 minuti di gioco di questa semifinale, match di ritorno di semifinale di Coppa Italia Eccellenza, e quindi si cercherà naturalmente la vittoria che porterà alla finale. In avanti la formazione ospite con Rallo, che va veramente a rischiare forte perché è andato a buttarsi e a prendere palla proprio quasi sulla riga dell'area di rigore, quindi l'arbitro è andato lì a vedere se veramente ce l'aveva fatta a prendere il pallone prima che uscisse oppure no. Sembra di sì. Adesso Rallo è fuori dall'area, deve stare attento a non rischiare, sono rischi inutili questi per una ripartenza che poi non riesce nemmeno. Si arrabbia anche Antonelli dalla parte dell'Albignasico, che reclama con i suoi, e allora il numero 2 Faccioni con palla tra le mani prova il rilancio lungo, Faccioni per Kais che prova la spizzata a girare, arriva Uanello, prende la palla, poi subisce il fallo, ma lo aveva commesso in precedenza perché aveva alzato un po' la gamba, quindi gamba tesa per Uanello e il fallo è per il Conegliano. Allora Doria che va a spingere su Mbida e allora il rinvio è Dybala che va oltre la metà campo, palla però ancora preda della difesa del Conegliano, Kais che la mette a terra
con un po' di difficoltà, poi in questo momento va a trovare un compagno, lo trova in Perosin cerca il lancio, invece poi ci ripensa e allora vanno ancora sulla fascia per andare giù sulla fascia sinistra, perché qui c'è possibilità di andare, guadagna un calcio importante, una punizione importante per la formazione del Conegliano. 0-0 il risultato. 20 minuti di gioco qui al comunale Narciso Soldan di Conegliano, e quindi c'è questa possibilità adesso di battere questa punizione, una punizione che speriamo possa andare a compimento, e naturalmente a trovare qualcuno in area. Sono bravi sia Uanello sia Kais nelle deviazioni volanti, e quindi vedremo adesso se qualcuno ha spinto in avanti. Perosin sul pallone prova a metterlo dentro, sicuramente rimangono fuori 4-5 giocatori, 4 giocatori pronti a salvare. Bella questa palla che è lì nella mischia incredibile, una mischia terribile, palla che non esce, non si vede più. Ad un certo punto l'arbitro ha fischiato e allora c'è il fallo fischiato a favore della formazione dell'Albignasego, con Bala che prova a velocizzare un po' e a far partire i suoi, con Enrique che però si ferma ancora una volta, perché l'impossibilità di lanciare subito in avanti qualcuno è totale, perché non c'è niente da fare, non si riesce a costruire da parte dell'Albignasego. Adesso Sommacalla ancora vince nettamente il suo scontro con Ceconello, nulla di fatto. Enrique che si gira bene, prova l'1-2, ci riesce anche se non arrivasse il giocatore Faccioni del Conegliano in piena ripresa. È bravo, e gli fa i complimenti anche Perosin, perché ha fatto una bella fase di recupero, una bella fase difensiva per permettere di andare a prendersi questo pallone e di battere una punizione a favore del Conegliano. Sarà Sommacal alla battuta. Vuole che qualcuno si muova lì davanti, sono in 3, scivola anche Sommacal, è buono il colpo di testa, l'arrivo di vorrebbero il rigore, ma così non la pensa l'arbitro, che sta parlando adesso con il giocatore del Conegliano che stava protestando. Nulla di fatto, e allora va in avanti ancora l'Albignasego. Ancora l'Albignasego che prova ad impostare questa azione con Di Lalla, che poi è costretto a tornare indietro. Enrique per Imbida che va dalla parte opposta, destra del campo, per cercare di muovere il pallone. Ci riesce, ma poi arriva bene ancora Doria, attenzione a Doria che non trova però l'amico e il compagno giusto a cui passare la palla, perché si era nascosto Kais, e quindi nulla di fatto. Adesso lo volevano pescare, ma chiede scusa a Sommacal perché Kais gli sta dicendo appunto stavo rientrando, quindi non potevo certamente vedere questa palla. Intanto a terra c'è il numero 3 Enrique a terra, e è andato a terra da solo senza che nessuno lo toccasse. Non so se sia un problema muscolare per lui, oppure se c'è stato uno scontro che non abbiamo visto e quindi una pedata, un pestone, qualcosa di questo tipo. Nulla di fatto, però sono un po' preoccupati perché sta arrivando il massaggiatore. Vediamo. Arbitro che invita il massaggiatore a rimanere fuori dal campo. Va a scaldarsi intanto un giocatore dell'Albignasego, mentre vediamo il numero 3 Enrique che deve, pensiamo solo una botta, insomma ghiaccio per lui, e allora vediamo se potrà rientrare. Intanto però vanno a far scaldare anche, penso che sia El Misai, quel giocatore che si sta scaldando adesso, che potrebbe eventualmente prendere il posto di Enrique se non ce la facesse, ma mi pare che Enrique possa prendere di nuovo posto in campo. Vanno per le terre i due giocatori, e ancora lotta con Ceconello, che ha capito che questa sera dovrà sudarsi la pagnotta, perché veramente la coppia centrale del Conegliano non gli fa vedere palla, e allora adesso guadagna una punizione, lancio lungo, eccolo Enrique, vediamo, però lo vedo zoppicare tra l'altro ancora, quindi non lo so. Vediamo se riuscirà a riprendere totalmente oppure no.
dalla parte opposta con il numero 7 Faraon, uno dei giocatori, uno dei giovani più interessanti di questo campionato, classe 2004, quindi molto giovane. È un 2004 dalla sicura possibilità di fare bene, di andare avanti sicuramente. Attenzione, scivolano in area, palla che torna fuori, ma è ancora preda del Conegliano, che ha avuto un primo tempo e soprattutto questi 24 minuti di gioco in cui c'è stata la netta prevalenza dei colori giallo-blu. Non c'è stato nessun problema, tranne uno, se vogliamo, questa deviazione di tacco del numero 10 Torregrossa, che aveva cercato di beffare Rallo, non c'era riuscito, però null'altro in questi 25 minuti di gioco qui al Narciso Soldan di Conegliano nella semifinale di Coppa Italia de Eccellenza. Era bella questo taglio di campo. Adesso c'è il fallo, secondo me, di gamba tesa, l'arbitro lascia correre per il vantaggio perché Enrique aveva preso la palla e allora può ripartire Perosin che non trova un compagno a cui cedere palla, lo fa andando a posizionarla sui piedi di Doria, che poi va indietro ancora per trovare lo stesso Perosin che ha girato il campo destra-sinistra, e quindi eccolo qui ancora, guarda la posizione dei suoi, mette in avanti, mette lungo, prende palla, gira ancora, e allora possiamo venire sulla destra in questo caso, chiama palla e viene servito ancora Faraon, che va su Perosin. Faraon mette dentro, il tentativo di deviazione non riuscito, e qui c'è la mano, il braccio del numero 8 Lorenzo Ricco, è un classe 2000 che ha avuto esperienze anche di categorie superiori in Serie D, quindi è uno degli, diciamo, nonostante la giovane età, insomma, uno dei più esperti per quanto riguarda questo Albignasego, che ha però una età piuttosto alta rispetto al Conegliano, dove compaiono un 2004, un 2003, però sono un 2002, quindi c'è qualche sprazzo di gioventù naturalmente. E allora in avanti ancora la formazione del Conegliano con Doria che va alla battuta, ma è Perosin invece. Perosin la mette dentro, è buona questa palla, poi il tentativo di Mbida di deviare ci riesce, allora la mette fuori. Perosin la lascia sfilare, chiaramente vuole rallentare un po' il gioco e andare a prendersi posizione in mezzo al campo per riposare poi con Faccioni, il numero 2 del Conegliano, con le mani. Faccioni poi gira per trovare Doria che scivola, poi c'è il fallo del numero 8 del Conegliano, Marco Dassier, che commette fallo e quindi regala un calcio di punizione all'Albignasego, che lo batte con Mbida, che ha ancora palla tra i piedi e difficoltà proprio di velocizzare questa uscita dalla propria linea. Vedete come poi le verticalizzazioni siano quasi sempre sbagliate, almeno in questi primi 27 minuti di gioco. Si è visto veramente poco di impostazioni effettuate dalla formazione ospite dell'Albignasego. Prova a manovrare la coppia centrale del Conegliano, lancia in avanti con palla che termina fuori però questa volta, e allora si riprenderà a giocare con una rimessa in gioco per le maglie bianche dell'Albignasego. C'è Enrique che sta parlando con Antonelli, probabilmente Antonelli gli ha chiesto come sta. Mi pare che la risposta non sia stata soddisfacente al 100%, anche perché vedo che stanno continuando a riscaldarsi un paio di giocatori dell'Albignasego. Prende palla la formazione dell'Albignasego, ma poi interrompe tutto ancora l'azione difensiva del Conegliano, che non riesce a far giocare veramente l'Albignasego. Ecco in avanti ancora Uanello che mette il corpo, poi Uanello che serve Faccioni entra in area, il tentativo di andare alla deviazione di Faraon, che non è riuscito a deviare in porta. Era un gol fatto questo per quanto riguarda ancora Faraon, e ancora lui che si sta proponendo. Lo ha fatto al 29esimo minuto di gioco su cross che arrivava dalla fascia destra da parte di Faccioni. Insomma, una bella azione ancora in questo frangente, ancora una
una mezz'ora di gioco veramente spumeggiante, veramente molto bella del Conegliano, palla che viene gettata in avanti, nulla di fatto per il... invece sbaglio, perché la palla poi la riconquista con un po' di fortuna Gardin, che poi la perde perché c'è Sommacalla, autentico padrone dell'area in questa partita, e allora con Faraon ancora, Faraon con il numero 4 Paganin che ferma tutto, Paganin per Torregrossa, fa girare per Enrique che va in avanti ancora con Torregrossa che la mette dentro, Enrique che è lì, prova a chiudere, però nulla di fatto perché il Conegliano allontana il pericolo. Kais mi pare che porti avanti il pallone, palla che cerca di far viaggiare in verticale, non riesce, e quindi c'è il blocco della formazione di casa che si ferma lì, deve riprendere con le mani, poi il lancio lungo, nulla di fatto, palla indietro, e allora palla dietro per il portiere Bala che fa viaggiare Enrique che mi pare possa essere ripreso. Si è ripreso dall'infortunio che aveva avuto in precedenza, quindi è rimasto dentro con Paganin che alza la testa per vedere il movimento dei suoi, ma non c'è nessuno che lo fa, e quindi deve ancora andare per linee orizzontali, la formazione ospite. Bravo Rallo a chiamare il pallone, a farlo suo. 31 di gioco, 0-0 il risultato, sempre un risultato che chiaramente è a favore del Conegliano. Vi ripeto che il Conegliano ha vinto il match d'andata per 2-0, può anche perdere con un gol di scarto, ma in casa Conegliano, giustamente questa parola perdere non la si vuol sentire in questa serata, anche per il fatto che questi primi 30 minuti di gioco sono stati veramente molto belli, sono stati veramente molto importanti. Adesso l'arbitro non ferma per il vantaggio, viene in avanti ancora la formazione di casa che cerca di mettere dentro il pallone, nulla di fatto, e allora si può giocare con questo pallone che poi viene bloccato, azione fermata, si riprenderà a giocare con una rimessa in gioco con le mani. Allora ancora il Conegliano davanti che prova a spingere, prova a trovare spazio, nulla di fatto in questo momento, e allora ancora sempre situazione di parità 0-0 con qualche movimento anche sulla panchina del Conegliano, il secondo di Stefano Andretta che va a parlottare per qualche cosa, qualche suggerimento da dare ai giocatori oppure allo stesso mister. Vediamo questa punizione, una punizione piuttosto importante, batte sulla fascia sinistra del campo, e allora vediamo se verrà conquistata dalla difesa dell'Albignasego oppure se l'attacco del Conegliano creerà ancora qualche problema. E allora palla che non entra subito, viene giocata su Doria in orizzontale, nulla di fatto, e allora può giocarsela ancora, ma però ormai è tutto chiuso per l'Albignasego che questa volta si salva anche benino. Poi il rinvio, il tentativo di ripartenza è brutto, e allora nulla di fatto, ancora Conegliano in avanti che spinge sempre sullo 0-0 e sempre al 33esimo del primo tempo qui al Narciso Soldan di Conegliano. Manovra la formazione di casa, Perosin ancora indietro, adesso guadagna un po' di campo la formazione dell'Albignasego, però viene in avanti il Conegliano, torna a scivolare Sommacal che evidentemente lì ha un terreno di gioco che è piuttosto scivoloso, e allora dalla parte opposta bravo Doria che sventaglia a destra e a sinistra ed è un metronomo fantastico. È una bella palla questa, un po' troppo lunga questa palla data in verticale, e quindi nulla di fatto per la formazione di casa. Può ripartire Mbida per quanto riguarda l'Albignasego, ancora la palla sulla fascia, ma come vedete non c'è sbocco, e allora adesso ci provano in mezzo al campo, scivola, ma l'arbitro dice che è stato atterrato dal giocatore del Conegliano. Allora si riprenderà a giocare con una punizione per Mbida, per l'Albignasego che fa viaggiare, viene dalla parte di Dilalla con palla controllata, un missile per Enrique che riesce ad addomesticarlo. Attenzione a Ceconello che viene dentro in area, Ceconello contro
nulla di fatto. Bene a fermare questo tentativo di andare al tiro da parte di Ceconello, non riuscito, ben bloccato, ben arginato dalla formazione di casa, dal difensore del Conegliano, con Rallo che si prende tutto il tempo immaginabile possibile e giustamente un giocatore dell'Albignasego ha allargato le braccia, però insomma palla che era lì, era pronta per essere rigiocata, ancora palla su Rallo che la ferma, va Ceconello a disturbarlo cercando naturalmente. E vedete come il numero 4 Riccardo Paganin è andato a protestare contro l'arbitro perché secondo lui Rallo tiene troppo la palla ferma lì e ancora una volta, anche questa volta, ha rallentato ulteriormente il gioco. Nulla di fatto perché Rallo è attentissimo, va a prendersi anche questa palla mentre arriva Jacopo Gardin a pressare alto per cercare di far giocare in fretta Rallo. Allora anche il Conegliano comincia a pensare ai secondi 45 minuti di gioco e chiaramente Stefano Andretta comincia a pensare anche alla partita di domenica prossima, che sarà una partita importante in quel di Mansuè contro il Porto Mansuè, e quindi insomma ci sarà da fare un po' di turnover e si potrebbe fare anche in questo momento, anche in questo frangente. Bravo il colpo di tacco da parte di Torregrossa che cercava di liberare Enrique ma non c'è riuscito, e allora esce dalla propria area con il portiere Bala ed è Mbida che manovra, Mbida che non trovano sbocchi, però vedete come l'abbiamo segnalato fin dall'inizio, un altro uomo dell'Albignasego che va a scaldarsi e quindi qualche cambiamento Antonelli lo effettuerà. Enrique cerca il pallone, prende un po' paura in questo caso Sommacal, diciamo che fa bene comunque ad allontanare in fallo laterale, poteva fare qualcos'altro, però insomma va bene così. Palla che va in fallo laterale, la conquista con le mani Enrique, la mette in movimento e arriva Perosin con il corpo a farsi sentire, palla che il giocatore dell'Albignasego non riesce più a controllare, non riesce più a giocare, palla che termina sul fondo, e allora si riprenderà a giocare invece con la rimessa in gioco da parte di Elia Rallo, portiere arrivato dal Porto Mansuè quest'anno con una carriera diciamo di buon portiere, un giovane, un 2003, me lo ricordo molto silenzioso ai tempi del Porto Mansuè, ma forse perché era ancora più giovane. Adesso invece il portiere lo sta facendo molto bene, lo sta facendo pilotando e dirigendo naturalmente la difesa. Mbida di Lalla, Mbida indietro ancora per Bala, palla che viene controllata sulla fascia sinistra del campo, non c'è nessuno sulla destra e quindi palla che è terminata lunga, nulla di fatto. Mbida che prova a servire Enrique che riesce ad andarsene, poi viene bloccato da Faraon. Enrique voleva il cartellino giallo per Faraon, così non è stato e il cartellino giallo se l'è beccato lui, in questo caso per proteste. Adesso c'è anche Mbida che sta protestando con l'arbitro, ma però mi pare un pochino tutto inutile perché situazione qui non è che sia l'arbitro a gestirla o cosa, diciamo che c'è una squadra in campo per il momento del Conegliano, l'Albignasego sta cercando di uscire, cioè cercando di fare qualcosa, però con molta difficoltà, con molta crisi, con molta difficoltà, è proprio la parola giusta, nell'impostazione già fin dalla difesa. Anche questo pallone gettato così ha messo in difficoltà il proprio compagno e allora può ripartire il Conegliano che riprende palla, ancora si gioca sulla fascia sinistra del campo. Non c'è nessuno però questa volta anche per il Conegliano, deve tornare indietro, lo fa bene Perosin.
prova a verticalizzare il tutto, pallone che viene pescato e c'è un fuorigioco segnalato dal signor Saimir Kumara della sezione di Verona, che blocca il gioco e quindi nulla di fatto. Pallone che viene gettato in avanti, Sommacal la butta via, va a prendere questo pallone la difesa dell'Albignasego. Sì, bravo Riccò che di prima intenzione gira il pallone verso la fascia destra con Shortino, che aveva iniziato in maniera buona, poi si è un attimo perso, un po' come tutto il reparto difensivo della formazione dell'Albignasego. 5 minuti al termine del primo tempo, più eventuale recupero, vediamo se ci sarà qualcosa da recuperare, forse anche no. Si gira Kais, è Faraon, cerca di andarsene nell'1 contro 1, viene bloccato dal suo diretto avversario, nulla di fatto. Faccioni, palla tra le mani di Faccioni, cerca un compagno libero, lo trova in Wanello che prova a girarsi, sì, bravo Wanello, va in mezzo a due, poi la palla è un groviglio e quindi nulla di fatto. Niente di fatto per il Conegliano, palla che Mbida dell'Albignasego porta in avanti, ancora pescando Paganin dalla parte opposta per Shortino, si ferma, vedete come la difficoltà sia proprio nell'impostazione di gioco, lentissima, dando la possibilità poi al Conegliano di chiudere le linee sia di centrocampo che di difesa. Riccò indietro per Mbida, lancio lungo alla ricerca di un avanti, lo trova con l'aiuto di una sponda, viene in avanti ancora, bravo, il tentativo di bloccare tutto è riuscito a Faccioni che mette fuori questo pallone dalla parte opposta con le mani, rimessa in gioco, si gioca ancora con l'Albignasego, 42 minuti, 0-0 il risultato, è un risultato che darebbe l'ok al Conegliano per la finale. Si muove bene in area, c'era il fallo, l'arbitro lascia correre, attenzione, bravo Sommacal che di testa allontana poi il pallone ancora allontanato sulla fascia sempre sinistra del campo. Mbida prende la palla, Di Lalla la controlla, alza la testa, guarda Enrique che si ferma e gli dà pallone ancora con qualche difficoltà. Enrique complica la vita, palla che va indietro ancora per Paganin e poi Mbida, e tutto dalla parte opposta per Matteo Shortino che prova a mettersi in proprio anche lui, viene in avanti, trova l'appoggio di Cecconello che va tutto indietro, palla che si perde lì, c'è Riccò in mezzo al campo, Riccò per Cecconello, forse subisce il fallo, l'arbitro no perché è vicino, il pubblico si arrabbia, il pubblico quantomeno di Fede e di casa Albignasego chiede il fischio su questo fallo, forse qualche cosina c'era, però ha lasciato correre, ha già fatto capire quali sono i suoi criteri per fischiare naturalmente il pallone, per fischiare il fallo. La Godigese ecco in vantaggio con il Villafranca, mi dicono al 30esimo 1-0. 4-1 però da rimontare sembra abbastanza difficile insomma per la Godigese, peccato perché Godigese è andata a complicarsi la vita in quel di Villafranca Veronese. Attenzione però, non conosciamo al meglio la formazione veronese, che ci dicono essere una buona squadra, quindi prendiamolo con mamma mia, qui ha tremato un po' la difesa del Conegliano con il pallone che ha attraversato tutta l'area di rigore, non c'è stato nemmeno un calcio d'angolo, vero? Né da una parte né dall'altra, quindi nessun calcio d'angolo, tanti
palloni che sono andati fuori sia a destra che a sinistra. Questo ne è una riprova, un calcio che ha attraversato un traversone rasoterra, che ha attraversato, attenzione, bravo Rallo, che ha attraversato tutta l'area di rigore. Rallo si getta a terra come fanno i grandi e rimane lì, ma non può rimanerci per un'ora e mezza, quindi si alza. 44-17, vediamo se l'arbitro è impietosito e può provare a fischiare un attimino prima per mandare tutti negli spogliatoi. Un bel tè caldo e poi vedere i 45 minuti finali, che saranno quelli che porteranno, ci auguriamo, naturalmente il Conegliano. Attenzione, Kais alla finale, Kais che va per le terre, vorrebbe il fallo ma non ce l'ha e allora si mette sopra il pallone Kais. Mbida si butta a te, chi è? No, un altro giocatore, il numero 4 Paganin, che si getta a terra. C'è un po' di bagarre, qualche scarpata, ammonizione. Un'ammonizione al numero 8, sì, a Riccò. Un'ammonizione a Riccò. E un'altra ammonizione a saperla chi? A Kais? Ah, Kais, che ha un po'... che ha un po' acceso tutta la bagarre che abbiamo visto fino a pochi istanti fa, proprio sul finale di gara, sul finale del primo tempo. E adesso mi pare che l'arbitro abbia segnato che se prima voleva far giocare, finire, mi pare che voglia fare un minuto, se ho capito dal gesto, quindi far recuperare un minuto. E infatti avevo visto giusto, un minuto di recupero per quanto riguarda il primo tempo, che è stato causato, questo minuto, dal fallo e dalla bagarre tra Kais e Riccò ed Enrique, poi, che sono finiti sul taccuino dell'arbitro. In avanti Uanello la mette dentro, trova la prima deviazione e troviamo il primo calcio d'angolo che non battiamo, quindi non battiamo e quindi non segniamo. 0-0 ancora per quanto riguarda i risultati. C'è Riccò che va a parlottare con l'arbitro, non so cosa possa avergli chiesto, della sua ammonizione sicuramente, perché un compagno adesso lo allontana. Va bene, ci fermiamo qui. Il risultato è di 0-0 dopo 46 minuti di gioco qui al Comunale Narciso Soldán di Conegliano, dove la formazione di casa veleggia verso la finale, ma ancora è troppo presto, ne parliamo nel secondo tempo. Linea allo studio.
Eccoci rientrati in collegamento con il Narciso Soldan di Conegliano, secondo tempo della gara tra la formazione di casa, appunto il Conegliano, e l'Albignasego, con semifinale per la Coppa Italia di Eccellenza, una semifinale che naturalmente già dal match di andata aveva sorriso e sta sorridendo al Conegliano. Noi naturalmente aspettiamo chiaramente di aspettare il triplice fischio finale, perché così saremo felici e contenti e sicuri di approdare appunto alla finale, che si giocherà il 7 di gennaio, mi pare. Sì, 7 gennaio in campo neutro. Sì, in campo neutro. È sempre 1-0 la Godigese, sì, 3-1 e non 4-1. Ho continuato a dire 4-1, mi hanno già mandato un messaggio e quindi 3-1. Ringrazio Alessio che mi ha corretto. Allora andiamo subito in diretta, ultimi 45 minuti di gioco più eventuale recupero naturalmente, e allora vedremo quello che succederà in campo in questa seconda frazione di gioco. È l'Albignasego che prova a manovrare. Chiaramente Antonelli negli spogliatoi si sarà fatto sentire, perché tocco di mano, l'arbitro che corre, che c'è, riprende Rallo che protestava. Sì, ma non so cosa possa avergli detto, vabbè. Vi ripeto, sì, Antonelli negli spogliatoi si sarà fatto sentire, perché chiaramente non può essere soddisfatto di un primo tempo giocato in quella e in questa maniera, appunto, dalla compagine che allena. Vediamo se questa seconda frazione di gioco sarà decisamente migliore per i suoi colori. Rallo che lancia lungo, scusatemi, palla che viene presa ancora con la fascia destra del campo ancora usata dal Conegliano. Perosin anticipato, nulla di fatto. Eccolo Perosin, qui viene ancora a suggerire il cross dalla parte destra del campo. C'è un fallaccio che Uanello sicuramente era involontario, però è salito sopra il piede del giocatore dell'Albignasego, quindi un po' di dolore sicuramente con questa tecnologia che ha portato a delle scarpette meravigliose, però credetemi sono un velo, e quindi ogni volta che qualcuno ti tocca il dolore lo si sente immediato. Altro che le vecchie scarpe, ma vi parla un vecchio, quindi vabbè. 2 minuti e 08 si gioca secondo tempo qui al Comunale di Conegliano. Mbida pronto al rinvio, continuano a scaldarsi una marea di giocatori, perché ripeto, entrambe le squadre devono pensare al campionato, e quindi è chiaro che, attenzione, viene in avanti adesso per Kais che cerca di stoppare la palla di prima intenzione. Buono la palla per Doria che gira tutto intelligentemente dalla parte opposta, e c'è il tiro buono, c'è il tiro del numero Faccioni, mi pare, sì. Faccioni è andato al tiro al terzo minuto di gioco del secondo tempo, un tiro violento con un cambio di gioco da destra a sinistra, palla che ha sorvolato la traversa, nulla di fatto quindi per la formazione del Conegliano, che ha provato anche con il tiro da lontano ad impensierire il portiere Bala dell'Albignasego. E adesso c'è il rinvio di Rallo per trovare Kais, che viene spintonato alle spalle, poi Mbida prende il pallone, lo fa girare dalla parte opposta per Enrique, viene in avanti, palla che ritorna ancora nella metacampo della formazione
della formazione ospite in questo caso, con Doria che prende il pallone, poi lo perde, allora riguadagna l'Albignasego la sfera, da indietro tutto con il portiere Bala che esce dall'area, vuole impostare lui. L'impostazione poteva anche essere buona, però è stato un missile lanciato verso il suo compagno di squadra che adesso gli dice qualcosa, perché chiaramente il pallone poteva essere anche gestito in maniera diversa, però lo abbiamo detto fin dalle prime battute di questa nostra telecronaca, abbiamo avuto il chiaro intento e la chiara visione che la difficoltà maggiore l'Albignasego ce l'aveva nell'impostazione di gioco, soprattutto quando parte dal basso e quindi con difficoltà le palle arrivano alle punte o quantomeno al centrocampo. Riccò infatti in soggezione forse del centrocampo del Conegliano, che lo ha imbrigliato. È un Riccò che non ricordo così di averlo visto negli anni passati in altre categorie, però con ben altro carisma. Viene in avanti adesso, porta palla, la appoggia su Pezzuti ancora che va al tentativo di scambio non riuscito, perché il Conegliano blocca ancora una volta il tentativo di venire in avanti. Doria si ferma intelligentemente, va indietro, va a guadagnare campo perché davanti ci sono soltanto Kais e Uanello. Ferma il gioco, palla che adesso dovrà essere ritornata al Conegliano. Vediamo chi sarà il primo allenatore a muovere le pedine del campo. Io penso Antonelli, perché ha tutto da perdere l'uomo e quindi dovrà cercare di provarci ancora, anche usufruendo della panchina. In effetti sta guardando verso il suo collaboratore per vedere quanti minuti sono passati. Sono passati 5 minuti di gioco. Questi sono i cambi che mi farebbero arrabbiare da giocatore. Attenzione! 5 minuti di gioco sono cambi che mi farebbero arrabbiare, vi dicevo, da giocatore, perché insomma potevi pensarci anche negli spogliatoi, perché 5 minuti dati al giocatore nel secondo tempo non è che abbia potuto cambiare. Ammonito ancora, e ammonito mi pare Magli, che finisce nel taccuino del signor Tinelli della sezione di Verona. E allora il primo cambio lo effettua Antonelli sicuramente. Già mandato a cambiarsi, a levare la pettorina il giocatore, che è pronto ad entrare. Ultime indicazioni per lui e poi vedremo il cambio e chi uscirà. Mbida, tutto dalla parte opposta, di petto molto bene Enrique, mette sul Shortino, anzi no, scusatemi, Shortino è da questa parte adesso ed era Paganini in precedenza, con Pezzuti che viene indietro. Shortino, eccolo qui, che prova a spingere, si è fatto vedere poco anche lui, e qui c'è una randellata, come si suol dire in gergo. Sì, dai, non si può non fischiare questa, nonostante che forse può avere accentuato un po' la caduta, però insomma ci stava tutta. Vediamo se c'è lo scambio, c'è il 5, chiede scusa su Torregrossa. Allora ecco il primo cambio in effetti che arriva, ed è, come dicevo in precedenza, è l'Albignasego a mandare nella mischia il numero 20, che non abbiamo neanche in lista tra l'altro. Grazie. Santi, allora c'è Santi che va a prendere il posto. Ci siamo deconcentrati, non abbiamo visto 7? Del 7 di Pezzuti, abbracciato da Antonelli. Pezzuti, Vignasego sostituito con il numero 7 Alessandro Pizzuti con il numero 20 Santi. Pezzuti, sì, effettivamente possiamo essere d'accordo con Antonelli, anche se lo ha abbracciato e gli ha fatto i complimenti. Non è che abbia inciso più di tanto nel gioco dell'Albignasego questa sera Pezzuti. Viene in avanti il Conegliano sulla fascia destra del campo, mette dentro questo verticale, è altissimo il portiere, niente.
E allora ancora con questa palla gettata in avanti si gioca con Enrique che guarda la posizione dei suoi, non c'è nessuno, palla che va, nulla di fatto, raccoglie palla con massima tranquillità Rallo, che rallenta chiaramente il gioco, è pronto al rinvio lungo oltre la metà campo, colpo di testa, Kais in mezzo si trova, viene preso in mezzo a due, scivola il giocatore dell'Albignasego, lesto Kais a prendere palla, poi prova a manovrare il Conegliano che ha adesso il rischio è di diventare un pochino troppo bello, no? Troppo lezioso, anche questa palla data con sufficienza indietro, era forse meglio darla un pochino più forte da parte di Dassier e quindi non si sarebbe persa. Ancora una verticalizzazione da parte dell'Albignasego che prova a giocare un pochino più in verticale rispetto alla prima frazione di gioco, però vedete come è ben piazzata, sempre c'è il fuorigioco. Si alza la bandierina dell'arbitro, o meglio del signor Panciuk della sezione di Venezia, che ferma tutto. Colpo di testa ancora della difesa del Conegliano che spinge in avanti, c'è Uanello che la mette a terra elegantemente, Dassier bravo, indietro tutto per Perosin in mezzo a cercare un uomo, non lo trova, Ricò che viene a dare una mano, può ripartire la difesa dell'Albignasego, spinge in avanti, adesso devono cercare, se vogliono dire qualcosa devono cercare di portare in avanti il proprio baricentro, e qui stava veramente se segnava sto gol aveva veramente il gol dell'anno. Un rinvio che è terminato sugli stinchi, sulla caviglia del giocatore che stiamo vedendo tra l'altro zoppicare, era Torregrossa, palla che però è volata oltre la traversa abbondantemente. Chi è? Messedaglia questo? Urbanetto. Ah, Urbanetto, con i capelli tagliati così mi era sfuggito. Urbanetto pronto ad entrare, un altro che la porta la vede a occhi chiusi, lo ha dimostrato già quest'anno, lo ha dimostrato lo scorso anno, viene in avanti, bravo Doria, però la palla non passa. Campo scivoloso si può dire, perché con qualche difficoltà molti difensori dell'Albignasego e anche del Conegliano hanno avuto qualche difficoltà. Allora il numero 13, come abbiamo detto, è Luca Urbanetto, che è pronto ad entrare in campo al posto del numero 5 di Sommacal. No, Kais che era il 9. Ah, allora era un 9, ho visto male io? Ah, boh. E allora al posto di Kais esce Kais al 12° del secondo tempo ed entra 12° secondo tempo. il numero 13, Urbanetto. 9, Davide Kais. Con il numero 13, Luca Urbanetto. E allora vediamo adesso se va ancora a centrare la porta. Palla che se la trascina fuori il neo entrato Urbanetto, palla che poi fa di tutto per raccoglierla e per darla, perdendo un po' di secondi preziosi. Va bene così, 13 minuti di gioco nel secondo tempo con il risultato sempre fermo sullo 0-0. È uno 0-0 che naturalmente serve e va bene al Conegliano. Buona, può giocarla ancora Dassier, Doria, tutto gira molto bene Doria, uno dei giocatori che prediligo soprattutto per quanto riguarda quel ruolo che sta occupando e sta facendo quest'anno veramente molto bene. Viene da anni a Distrana, mi pare, dove era un po' il leader assoluto della squadra, però anche qui ha saputo crearsi e ha saputo trovare subito gli spazi giusti, i movimenti giusti, e Stefano Andretta
lo ha piazzato, eccolo qui. Che gran bella parata su questo colpo di testa di Sommacal, che si è spinto in avanti al 14° minuto del secondo tempo. Sommacal da calcio d'angolo, il colpo di testa e la bella parata del portiere. E abbiamo, così possiamo segnare il primo calcio d'angolo, se non erro, del Conegliano. Quindi 1-0. Viene in avanti ancora la formazione dell'Albignasego che prova a buttarsi in avanti cercando. Vediamo cosa ha trovato. Nulla, reclama Cecconello. Non è serata per lui questa sera, deve averlo capito immediatamente fin dalle prime battute di gioco, quando non vedeva palla, non riusciva a prenderla né di testa né di piede. E adesso si sta continuando. Vedo che Stefano Andretta manda a chiamare un altro giocatore, un altro cambio per la formazione del Conegliano. Vediamo se sarà proprio il prossimo cambio quello del Conegliano, oppure se viene in avanti Uanello ancora. Uanello 1 contro 1, prova ad andarsene, ma Mbida ferma tutto molto bene questa volta. E ancora l'Albignasego che cerca di ripartire, non ci riesce, palla che rimane dentro. Bravo per Urbanetto. Urbanetto aveva fatto un bellissimo lancio in avanti per Uanello, che si è fatto anticipare, nulla di fatto. E allora dall'altra parte il pallone vola fuori dallo stadio, e quindi con le mani adesso la formazione dell'Albignasego. C'è Stefano Andretta che sta richiamando i suoi giocatori in avanti il pallone. Vediamo se userà il turnover per quanto riguarda le sostituzioni da fare, visto che c'è una partita piuttosto importante, quella di domenica contro il Porto Mansuè a Mansuè, quindi trasferta piuttosto impegnativa in un campionato, quello del Conegliano, che ha forse un pochino troppi di... Oh là là, che brutto questo rinvio tentato, qualche difficoltà. Vi dicevo, c'ha qualche alto e basso di troppo nel campionato, nella prima parte di questo campionato per il Conegliano. Viene in avanti ancora molto bene Faccioni, ci mette ammonito Mbida. Allora il Conegliano protesta perché il fallo, secondo loro, era all'interno dell'area di rigore. Noi da qua sinceramente non siamo in grado di giudicare. L'arbitro sta dicendo ai giocatori del Conegliano che ha mostrato la misura di quanto era fuori, insomma, il giocatore. Quindi accettiamo questa decisione dell'arbitro e vediamo questa punizione adesso. Ha ammonito qualcuno? No, visto che stava scrivendo, però io non mi sono reso conto se ha ammonito qualcuno oppure no. Barriera a 3 per l'Albignasego. Vediamo cosa inventa Doria. Se va al tiro diretto, potrebbe anche tentarci, oppure se prova a metterlo dentro. Vediamo, a metterlo in mezzo. Doria va al tiro, secondo palo, e la tira fuori, l'ha tirata fuori il portiere, perché era insaccata questa palla. Veramente 18° del secondo tempo. Doria, di cui ho tessuto le lodi in precedenza, un gran tiro. Intanto entra il numero 18 ed esce il numero 11 per quanto riguarda la formazione dell'Albignasego, quindi fuori l'11, dentro il 18, ma c'è da segnalare questo gran tiro su punizione di Doria, che si stava per insaccare alla sinistra del portiere Bala. Ed è stata veramente una parata meravigliosa quella di Bala, che salva e tiene ancora in piedi il pareggio qui in casa di Conegliano per la formazione dell'Albignasego. 18 e 47 minuti primi, ci avviciniamo ai primi 20 minuti di gioco.
con la compagine coneglianese che deve amministrare adesso attentamente queste fasi. Lo ha fatto molto bene per tutta la partita, sta continuando a farla anche in questo secondo tempo. C'era Riccò che chiamava palla mezz'ora fa, la riceve adesso, poi però si inventa un lancio che era un po' bruttino. Nulla di fatto per Riccò, che lascia lì il pallone, concede una punizione, l'ennesima alla formazione di casa, mentre mi sembra che ci sia un altro giocatore del Conegliano che va a riscaldarsi, e quindi si pensa, e Stefano Andretta pensa chiaramente a dare respiro e dare minutaggio a chi ha giocato meno, e soprattutto a far respirare e a far riposare chi magari domenica dovrà giocare contro il Porto Mansuè. Vi dicevo, Porto Mansuè Conegliano, partita importante, partita bella, che per tanti motivi, insomma, il direttore sportivo che lo scorso anno era a Porto Mansuè, quest'anno è a Conegliano, qualche giocatore che è passato da una parte all'altra, insomma ci sono vari motivi perché la partita e la sfida possa essere interessante, anche quella di classifica, anche la situazione di classifica. Cambio per il Conegliano, è Paladin che entra, che non si era neanche andato a riscaldare, oppure poco. Esce Dacier, mi pare, no? Dacier, che in effetti non so se demerito suo o merito dell'Albignasego, si è visto pochino quest'oggi. Con il numero 14 Alberto Paladin. Allora, Paladin al posto di Dacier. C'è stato un conciliabolo tra Andretta e Dacier. Non so se Andretta se Dacier è uscito per un leggero infortunio e Andretta si stava accertando di questo, oppure se Dacier non era contento della sostituzione o cose di questo tipo, insomma. Però sono cose che rimangono poi negli spogliatoi. Ammonito il 5 bianco. E allora Di Lalla finisce anche lui nel taccuino del signor Tinelli di Verona. Sono 4 gli ammoniti in casa Albignasego e 2 in casa Conegliano. Conciliabolo ancora tra lo staff tecnico del Conegliano con Stefano Andretta. Il guardialine richiama i 2 dello staff tecnico perché sono usciti dalla propria area, insomma, vabbè, c'è nulla di problematico, immagino. E allora punizione adesso, punizione da sfruttare, vediamo. Questa volta non mi pare Doria intenzionato al tiro, a meno che non si inventi qualcosa da lì, ma mi pare che più che altro sia intenzionato ad andare al tiro. Era Urbanetto, no? Era Urbanetto che al 22esimo minuto guadagna un calcio d'angolo su questa punizione, insomma, che aveva battuto da circa 28 metri più o meno, quindi tra l'altro anche una posizione un po' e un tiro tra l'altro non uscito meravigliosamente bene dai piedi di Urbanetto, però insomma ha guadagnato un calcio d'angolo e il colpo di testa e ancora allora Buonello? Sì. Ancora Sommacal di testa, e allora è bravo comunque il portiere veramente, che fa fare bella figura. Fa fare una bella figura al portiere Bala, che veramente ha salvato per il momento questo 0-0. Lo sta salvando, lo sta tenendo aggrappato, insomma il risultato è un risultato che va bene al Conegliano, non tanto all'Albignasego, però insomma ecco Riccò che prova a mettersi in moto, prova a movimentare un po' il centrocampo dell'Albignasego, ma anche in questo caso il traversone preda dei difensori del Conegliano, e allora con le mani la formazione dell'Albignasego prova a portare avanti il baricentro, viene in avanti ancora lungo la fascia, mette dentro questa palla lasciata un po' troppo
Non so se aveva sbagliato il tempo o cosa il difensore del Conegliano, ma palla che è arrivata sui piedi di Ceconello, che forse è stata l'unica occasione che gli è capitata in questa partita. È stato anticipato però dal suo diretto avversario, e quindi bene, diciamo, per la difesa del Conegliano, che sventa anche questa paura. E allora viene in avanti ancora, cerca di muoversi, ha spostato un attimino il baricentro un pochino più in avanti la formazione di Antonelli. Era chiaro che doveva farlo, insomma, se voleva tentarci, se voleva provarci a dire la sua in questo match di ritorno della Coppa Italia Eccellenza. Adesso perde palla la formazione dell'Albignasego, la guadagna il Conegliano, che andrà alla battuta con una punizione. C'è un groviglio di uomini nella fase di riscaldamento, sono 3, 4, 5, 7, 8 uomini, si scalda anche il guardialine, forse ormai perché servirebbe qualche cosa per scaldarsi, immagino, in questo caso al guardialine. E allora vediamo come giostrerà questa palla la compagine di casa. Lancio lungo in avanti per allontanare anche il pallone dalla propria area di rigore, anche se non ci sono mai stati problemi. Palla che rimane sotto, ma arriva il solito Doria, bravissimo, è dappertutto, e poi sa giocare palla. Guardate che palla mette Doria per il tentativo di cross di Magli, che non è riuscito a far arrivare palla a centro area, nulla di fatto. E allora adesso la stoppa di petto Torregrossa, che si gira bene, va su Enrique, che di testa fa viaggiare Ceconello per ancora Enrique sulla fascia sinistra del campo, punta l'uomo 1 contro 1. Adesso deve stare attento il Conegliano, perché qualche uomo è un attimino in debito di ossigeno, e quindi fa bene Stefano Andretta a provvedere ai cambi che ha già piazzato. Vi ricordo che è entrato il numero 14 Paladin e il numero 13 Urbanetto, sono 2 punte, quindi ha rinforzato ulteriormente ancora o ha dato il cambio agli attaccanti che aveva schierato nella prima frazione di gioco, mantenendo tra l'altro Uanello dentro, quindi possiamo dire che in questo modo sta giocando anche con 3 punte, insomma, il Conegliano. Ma calcio d'angolo è il primo in casa Albignasego. Si affacciano per la prima volta dalla bandierina intorno alla mezz'ora del secondo tempo, quindi vuol dire quasi 70 minuti di gioco, e non c'era stato un calcio d'angolo per la formazione dell'Albignasego. Un grande rinvio di Bala, che vuole tenerli lontano dalla sua area di rigore, lancia lungo, ancora Enrique, il tracciante si alza all'ultimo e vola alto sopra la traversa, termina fuori, nulla di fatto. Cambio tra le fila dell'Albignasego. Allora entra il numero 16 Zatta. Vediamo chi esce. Allora esce il numero 3, esce Enrique, che effettivamente ha dato molto, ha corso parecchio in questa partita. Qualche volta con scelta giusta, qualche altra volta invece spingendo un po' così alla farfallona, però ha fatto una buona partita la sua. Rinvio dalla porta e dall'area di rigore del Conegliano, con Rallo che non trova nessuno dei suoi ben piazzati. Adesso può venire in avanti si alza la bandierina del signor Kumara della sezione di Verona, che segnala una posizione di offside per il giocatore dell'Albignasego, che non protesta nemmeno. Nemmeno Antonelli, devo essere sincero. Stava guardando i suoi, stava parlando con Riccò, proprio perché adesso la linea si vede anche bene, vanno a difendere in 4, linea in mezzo a 3 davanti, sta cercando il tutto per tutto, perché insomma deve provarci quantomeno. E il protagonista per quanto riguarda l'Albignasego è sicuramente Bala, portiere che ha
fatto 3 interventi semplicemente favolosi che tengono ancora sullo 0-0 questa partita. È uno 0-0 che comunque, ricordo, favorisce e dà la finale alla formazione di Conegliano, la formazione di Stefano Andretta. Da Tergo è brutto questo fallo. Può riprendere a giocare con una punizione l'Albignasego, però deve muoversi, deve velocizzare, è quello che non ha mai fatto durante la partita, non lo sta facendo nemmeno adesso. Vedete come il Conegliano, merito del Conegliano, per carità, perché sta chiudendo ogni varco. Adesso c'è un po' di stanchezza anche nei rinvii. Palla che non rimane lì, poi la trova in qualche maniera, è bravo ad andarsene Faccioni, anzi Faraon. Vi dicevo di Faraon, sicuramente uno dei giocatori più interessanti di questo Conegliano, ma di questo campionato. Sicuramente sarà una pedina di mercato per il Conegliano a fine stagione, perché Faraon è già nel mirino di qualcuno, almeno si dice, quindi si mormora, e lo merita, perché tra l'altro, lo ricordiamo, è un 2004, quindi fate voi il conto, ma è un giovanissimo che ha preso subito, però all'interno del calcio conegliano ha preso subito una sua posizione, una sua leadership. Ha ammonito il numero 14 Paladin, che va a parlare anche con l'arbitro, ma ormai cosa fatta è, e quindi cartellino giallo per Paladin. Si attende prima della ripartenza, quindi saranno minuti da raccogliere nel recupero. Già con le 3-5 sostituzioni fatte siamo già sui 3 o 4 minuti da concedere, quindi si giocherà ben oltre il 90°. Paladin che ha buttato questa palla, non gliel'ha chiamata a Doria, l'ha persa, poi Paladin va a riprendersela ma commette fallo, è il secondo in pochi istanti. Deve stare attento Paladin, perché non so cosa si siano detti tra lui e l'arbitro in precedenza, però deve stare attento. Ecco il cambio ancora per il Conegliano, entra Granziera, 2002, altro giovane, diciamo così, ormai esperto. Attenzione, palla allontanata, buttata via dal Conegliano, che adesso non bada più allo stile, insomma in questo caso ci sta, allontaniamo l'Albignasego dalla propria area, e quindi avanti con questa palla che arriva su Paganin. Paganin vede la corsa molto bella, qui l'intenzione era giusta di Rallo di uscire, poi dovrebbe aver sentito, se penso di sì, l'avesse chiamata quella palla, perché c'era un po' di confusione con il proprio difensore, però è andato tutto bene. Bravo Paganin in mezzo all'area, in mezzo al centrocampo, classe 97, che ha palleggiato, vuole palla ancora. Ricò che invece non è serata. Paladin che si mette in moto, Paladin lo vede nella corsa, attenzione, bravo Bala, sicuramente Bala, però non strafare, ritorna tra i pali. Bala comunque bene, molto bene, bel portiere, prendete nota, Cristian Bala, classe 1998, cambio nelle file del Conegliano, ed è ancora un numero 15 che avevamo già annunciato in precedenza, Granziera, che va a trovare spazio nella partita al posto di Buanello. Mi pare giusto, insomma. Buona gara anche di Buanello, che adesso dà il 5 prima a Perosin e poi all'arbitro. Insomma, buona partita. La fascia di capitano passa. Il Conegliano sostituisce il numero 11 Agustin Gennaro Buanello con il numero 15 Davide Granziera. E allora c'è fascia Sommacal, mi pare, o a Mosca.
Sai che questo 5 e questo 6 io non riesco. 5 Sommacalle, allora fascia Sommacalle. Quindi in avanti ancora l'Albignasico che guadagna palla nella propria metà campo, la scaraventa in avanti, cerca di girarsi in qualche maniera Torregrossa, ci riesce anche uno dei più interessanti lì davanti, che però ha potuto fare poco oggi perché Ceconello l'ha appoggiato pochissimo, anche perché la linea difensiva ha giocato veramente bene, quindi ha fatto vedere poche palle da giocare agli attaccanti dell'Albignasico. Palla in avanti, si sbracciano un po' i due, ma l'arbitro lascia correre giustamente per il vantaggio. Poi un ammasso di uomini, 4 su un pezzettino di territorio di Campoverde, la palla rimane lì, non l'ha toccata nessuno del Conegliano e allora può riprendere a giocare con una rimessa in gioco da parte di Rallo. L'arbitro ha spiegato quello che aveva fischiato ai giocatori, che forse volevano un fallo lì, ma insomma poche cose. Tutti nel cerchio del centrocampo, con soltanto Magli che si sposta sulla sua fascia di competenza. Eccolo, stava per ricevere palla, poi ricoglie, la butta in avanti, prova a far viaggiare il numero 10 Torregrossa, nulla di fatto, palla ancora che rimane lì sui piedi della formazione ospite, palla lanciata in avanti in verticale. Ecco che arriva tra l'altro anche un altro cambio, c'è il calcio d'angolo, mentre in mezzo all'area un battibecco tra Ceconello e il suo diretto avversario. Allora c'è il secondo calcio d'angolo per la formazione dell'Albignasego. Entra il numero 19 Pietro Destro, classe 2004, esce il numero 5 Di Lalla, quindi fuori al 35esimo del secondo tempo il numero 5 Di Lalla ed entra il numero 19 Pietro Destro. Calcio d'angolo per la formazione dell'Albignasego, e il secondo sul primo palo viene anticipato tutto da Perosin, che concede il terzo calcio d'angolo, e allora 3-2 sono i calcio d'angoli a favore dell'Albignasego. 2 palloni in campo, mentre in cabina stampa Bonotto fa allenamento. D'altra parte la tensione è tanta e quindi palla che esce dal bunker difensivo del Conegliano e poi questo rinvio bruttissimo, però mette a terra palla, può ripartire Perosin, nulla di fatto, uomo a terra, si riprenderà con una punizione, mi pare Faraon, no? Faraon a terra, si è rialzato fortunatamente, nulla di problematico per lui. Dalla parte destra del campo va a trovare un difensore che provi a spingere, ancora si giochicchia, ormai il Conegliano prova a giocarla lì, prova a far passare il tempo. 37esimo, prova a giocarla a centrocampo, è bellissimo questo tiro, Paladin, era Paladin? Faraon? Però vedi, Faraon ancora una volta si è inventato questo tiro, ha visto il portiere fuori dai pali e non ci ha pensato 2 volte. Molto bravo. 37esimo minuto di gioco, Faraon ci prova ancora e c'è angolo guadagnato, ed è il terzo angolo guadagnato per la formazione di casa. Palla che poi non sortisce effetto, gettata dentro nell'area di rigore dell'Albignasego, che prova ad uscire adesso con un pochino più di ordine rispetto al primo tempo. Palla che viaggia verso destro, che prova a cambiare il gioco da una parte all'altra del campo, e allora nulla di fatto. Palla ancora che viene gettata dentro, tutto dalla parte opposta, ancora destro che la mette a terra, la stoppa, la mette giù e poi ci ripensa, va ancora a giocarla, poi si propone, bravo Sommacalle.
palla che viene perduta ancora dalla ripartenza del Conegliano. È buona, Albignasego che sta spingendo decisamente in maniera maggiore. Qui ci stava il fallo sicuro. E qui forse c'era il fallo, c'era il fuorigioco? Bah, comunque ormai partita che 39esimo minuto di gioco prova a dire qualche cosina per l'Albignasego. Conegliano un po' stanco, ha tirato un po' i remi in barca, ma giustamente insomma sta controllando la partita, non ha mai avuto nessun problema, quindi niente di problematico. E poi lo ripeto ancora, c'è la partita contro il Porto Mansuet domenica prossima, e in campionato il Conegliano deve dimostrare di trovare continuità, lasciando e abbandonando questi troppi alti e bassi. Attenzione a Paladin, quel braccio, deve stare attento perché è stato ammonito, quindi non deve fare sciocchezze in questa gara. Manovra 1 contro 1, la mette dentro bene, e ancora Bala che si propone. Questo è un portiere, ragazzi, che o gli dicono di andare tranquillamente in su, oppure sono delle iniziative che si prende questo giovane portiere. Però, ragazzi miei, ha fatto 4 o 5 interventi che ha salvato la sua squadra. C'è pallone che viene gettato in fallo laterale perché c'è un uomo a terra, un uomo del Conegliano a terra, e allora si procede subito al cambio. Entrerà il numero 17 che è Floris, Alessio Floris, del 2004, e quindi pronto a prendere il posto al 40esimo minuto di gioco. Vediamo al posto di chi entrerà Floris. Allora entra il 17, Floris per l'appunto. Vediamo se la lavagnetta si gira. Esce il numero 7, esce Faraon. Tra gli applausi, penso, perché meritati anche per lui. Bellissima partita. Bella partita di un giovane che sta sicuramente facendo bene in questa annata qui a Conegliano. E Conegliano sostituisce il numero 7, Giuseppe Faraon. Purtroppo per lui deve uscire 17, Alessio Flori. Deve uscire con un problemino. Vediamo se è un problemino. No, mi auguro proprio di no, anche per il sì, però sta mostrando al massaggiatore che aveva preso un colpo sulla schiena, e quindi ci auguriamo che non sia nulla di preoccupante. 13, allora pronto ad entrare un altro uomo tra le fila del campo d'Arsego, che getta nella mischia il numero 13 Frizzarin, Giovanni Frizzarin, al posto di Mbida. Quindi fuori Mbida al 42esimo del secondo tempo, e dentro Frizzarin il numero 13. Il numero 6 Gian Vida con il numero 13 Giovanni Frizzarin. Sono giocatori che entrano per dare respiro, chiaramente, e provare a far... Ecco Faraon che è proprio sotto la nostra postazione, il massaggiatore gli dà anche la giacca, va dentro subito negli spogliatoi, scuote la testa. Non so se qualcuno gli abbia chiesto se si è fatto male, ha detto di no, ci auguriamo questo, però ho visto che mostrava la schiena al massaggiatore, quindi un problemino ce l'ha sicuramente, ci auguriamo di poca entità. Con le mani il numero 13 Frizzarin ancora in centro, poi Torregrossa, scusatemi, mette dentro questa palla, cerca di girarsi, in qualche maniera ci riesce, mette fuori questo pallone per il numero 19 destro, che si va a inventare un cross e a guadagnare il calcio d'angolo. È il quarto calcio d'angolo per la formazione dell'Albignasego. Siamo in chiusura, 43 minuti di gioco, ma ci saranno sicuramente 5 minuti di prolungamento. 5 minuti sicuri. Bravo Rallo che la tiene lì la palla. Adesso sì, puoi gettarti per terra e stare lì fermo. Bravo, bene così. Aspettiamo solo di vedere la lavagnetta per il recupero. 43-44 minuti, e poi il Conegliano
potrà dire di essere approdato alla finale della Coppa Italia di Eccellenza. Chiedo a Bonotto se il risultato di Godiga è sempre godigese 1-0 che vince, però non basta, e sicuramente partita che comunque è iniziata rispetto a quella nostra con un quarto d'ora di ritardo, quindi loro hanno iniziato alle 19:30, Conegliano ha iniziato alle 19:15, e l'1-0 non serve a nulla per la Godigese perché paga il 3-1 dell'andata contro il Villafranca Veronese. Quindi, rimanendo così i risultati, e ci auguriamo proprio che sia così qui in casa, Conegliano contro Villafranca Veronese si giocherà il 7 gennaio. Scopriremo insieme nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, in che location che andrà ad essere disputata questa gara, questa partita, che cercheremo naturalmente di trasmettervi in diretta streaming anche in questo caso. Entra il numero 18 che è Guizzo, ormai li ha provati tutti, ormai li ha messi dentro tutti Stefano, giustamente. 18 per il 3. Allora, fuori Magli, anche lui ha corso, 45esimo del secondo tempo, dentro il numero 18 Guizzo, Tommaso Guizzo. Conegliano sostituisce il numero 3, Alvise Magli. E Magli esce tra gli applausi. 18, Tommaso Guizzo. Magli esce tra gli applausi. 5 minuti, vedi che non ce l'avamo sbagliati. 5 minuti di recupero, quindi si va oltre il 90esimo, precisamente al 95esimo, se non ci saranno altre interruzioni, altri stop, insomma ci si fermerà qui con questo 0-0 che dà la finale alla formazione del Conegliano. Stefano Andretta impassibile, fermo, tranquillo, lì. Però devo dire anche Antonelli se l'è giocata, sapeva insomma che l'impresa dopo il 2-0 in casa ad Albignasego era abbastanza difficile da poter capovolgere, a meno che insomma fosse successo qualcosa di strano qui a Conegliano. Bandierina alzata da parte del signor Panciuk di Venezia, che ferma il gioco. Può andare ancora con le mani la formazione dell'Albignasego, la getta in avanti, la prolunga, si gioca fino all'ultimo, sulla sinistra ancora, prova a spingere, deve stare attenti, attenzione, bravo l'anticipo, bene. Questa volta si arrabbia Antonelli, perché c'ha ragione, perché lì qualcosa di meglio si poteva fare sicuramente. Ancora con le mani, ma vedete che insomma quello che abbiamo detto fin dall'inizio di questa telecronaca si è un po' realizzato anche in questi secondi 45 minuti di gioco. Conegliano decisamente superiore, Conegliano che ha tenuto, che non ha mai sofferto, anzi chi ha lavorato più di tutti è stato Cristian Bala, il portiere di Albignasego, che con 4 parate veramente bellissime ha tenuto in piedi le sorti della sua squadra. Adesso l'Albignasego ne combina un'altra, Perosin, Paladin si gira, c'è il suo sinistro che vola alto sopra la traversa. A questo punto, se ci fosse l'inferiorità, io la fermerei qui questa partita, e quindi non ci rallegreremmo con altri 3 minuti che ci mancano, insomma. Palla che viene lanciata lunga, Paladin che la blocca, la mette sui piedi di Perosin, che poi sbaglia, chiede scusa Perosin. Ormai si muovono anche poco, adesso c'è finita la partita sicuramente. Si fa vedere Torregrossa per il numero 19, che era destro, che cercava di muoversi, cercava di vincere l'1 contro 1, non c'è riuscito. Palla che termina in fallo laterale. 5 minuti di recupero, vi ripeto, qui al Soldan di Conegliano, deve metterla dentro e invece va a complicarsi la vita ancora con un palleggio aereo, bello per carità, però Paganin è servito veramente poco. Ancora in avanti la formazione ospite dell'Albignasego, che va a chiudere
questa azione ulteriore. Allora vediamo se viene in avanti il Conegliano, se pressa, se viene in avanti e porta con me. Qui ho Piero Dalmasi, il presidente, ne approfitto, visto che non scendo oggi, ne approfittiamo, mancano 2 minuti. Piero, presidente, direi che insomma possiamo dire ammonito intanto il numero 13? Numero 13 loro, quindi ok, Frizzarin. Presidente, direi che è fatta, no? Guadagnate una finale. Vabbè, 2 minuti, no, Piero. Sono 17 anni che aspettiamo, quindi possiamo aspettare ancora 2 minuti. Vabbè, allora, intanto lasciando stare questa cosa, ti ha soddisfatto la prova della squadra? Beh, direi di sì. La squadra doveva fare questa prestazione, una squadra che ha soddisfatto tutte le nostre aspettative. Siamo in finale, lo diciamo toccandoci parti intime del nostro corpo, però siamo in finale sicuramente e questo è un grande risultato e niente, adesso aspettiamo il triplice fischio finale. Giocata bene però, perché fin dall'inizio la squadra probabilmente aveva predicato bene Stefano Andretta dicendo guardate, eccola qua, guardate che ci sono i rischi lo stesso, però presidente ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta e adesso vi aspettiamo tutti alla finale il 6 di gennaio. Sì. Dovrebbe essere il 6 gennaio e non sappiamo ancora il campo perché è in campo neutro e niente. Intanto per il momento sì. Ringraziamo Piero Dalmasi, il presidente del Calcio Conegliano. Termina qui la gara, termina con uno 0-0 tra Conegliano ed Albignasego, che però concede e regala finalmente dopo 17 anni, diceva il presidente, regala una finale ed è la finale per la Coppa Italia di eccellenza. Complimenti a Stefano Andretta, complimenti a tutto lo staff tecnico, complimenti ai ragazzi e naturalmente al Calcio Conegliano che approda a questa finale. I complimenti vanno anche all'Albignasego che ha provato a fare la partita ma effettivamente non c'è riuscito questa sera. Linea definitivamente allo studio, grazie. Sì, perché sa che sono un badante.